È il velista Andrea Mura, l'atleta sardo che si è maggiormente messo in luce nel 2010, primo italiano a vincere la regata transoceanica Route du Rhum. Dedichiamo questa copertina all'atleta dell'anno, Andrea Mura, e all'impresa che lo ha portato a vincere, primo italiano nella storia, la durissima regata transoceanica in solitario, Route du Rhum, con l'Open Vento di Sardegna. Le immagini e musica, le preoccupazioni della vigilia, le difficoltà della gara, il trionfo dell'arrivo dopo quasi 4.000 miglia e 19 giorni di navigazione, tutto questo nel servizio curato da Stefano Birocchi. Si prevedono venti molto forti, non tanto alla partenza quanto una volta lasciato il dito della Bretagna. Che là fuori vuol dire trovare onde che vanno dagli 8 ai 13 metri. Devi lavorare 24 ore su 24 senza tregua, dormire per riposare, mangiare per nutrirti, adesso solo correre, correre, correre. Le frequenze punta a 18 nodi, perciò tutto bene. A questa velocità un paio di giorni e ci siamo. Spero che con tutta l'umiltà del caso possa essere di esempio per giovani leve e per tutta la vela che si fa in Italia e nel Mediterraneo. Parliamo di un altro protagonista, questa volta nel mondo del calcio.